Pace e bene a voi presenti e a quanti sono in collegamento televisivo con il santuario di San Leopoldo a Padova. Iniziamo la Santa Messa con il canto Nasce l'amore, che troviamo al numero 116. Siamo qui riuniti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Dio della speranza, che ci riempie di ogni pace e gioia nella fede, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. Terzo giorno fra l'ottava di Natale. Terzo giorno di Natale. Celebriamo la liturgia nella festa liturgica di San Giovanni, Apostolo ed Evangelista. Accogliamo ancora una volta la misericordia di Dio nella nostra vita per poter celebrare degnamente i santi misteri. Signore, Figlio di Dio, che nascendo da Maria Vergine ti sei fatto nostro fratello? Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie, Kyrie eleison. Cristo, Figlio dell'uomo, che conosci e comprendi la nostra debolezza, Christe, Christe eleison. Christe, Christe eleison. Signore, Figlio primogenito del Padre, che fai di noi una sola famiglia, Kyrie, Kyrie eleison. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni tutti i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa.
Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Dio, che per mezzo del Santo Apostolo Giovanni ci hai dischiuso le misteriose profondità del Tuo Verbo, donaci intelligenza e sapienza per comprendere l'insegnamento che Egli ha fatto mirabilmente risuonare ai nostri orecchi. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio che è Dio, vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo. Figliuoli miei, quello che era da principio, quello che noi abbiamo udito, quello che abbiamo veduto con i nostri occhi, quello che contemplammo e che le nostre mani toccarono del Verbo della vita. La vita infatti si manifestò. Noi l'abbiamo veduta e di ciò diamo testimonianza. E vi annunciamo la vita eterna, che era presso il Padre e che si manifestò a noi. Quello che abbiamo veduto e udito, noi lo annunciamo a voi, perché anche voi siate in comunione con noi. E la nostra comunione è con il Padre e con il Figlio suo, Gesù Cristo. Queste cose vi scriviamo perché la nostra gioia sia piena. Parola di Dio. Gioite giusti nel Signore. Il Signore regna, esulti la terra, gioiscano le isole tutte. Nubi e tenebre lo avvolgono. Giustizia e diritto sostengono il suo trono. I monti fondono come cera davanti al Signore di tutta la terra. Annunciano i cieli la sua giustizia e tutti i popoli vedano la sua gloria. Una luce è spuntata per il giusto, una gioia per i retti di cuore. Gioite giusti nel Signore, della sua santità celebrate il ricordo. Ti lodiamo Dio, ti proclamiamo Signore, ti acclama il coro degli Apostoli. Alleluia, alleluia, alleluia.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Il primo giorno della settimana, Maria di Magdala corse e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava. Disse loro: hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove lo hanno posto. Pietro allora uscì insieme all'altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli posti là, ma non entrò. Gesù giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là e il sudario che era stato sul suo capo, non posato là coi teli, ma avvolto in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette. Parola del Signore. In questo terzo giorno dell'ottava di Natale, nella festa di San Giovanni Apostolo Evangelista, la liturgia ci dona un Vangelo dal contenuto tipicamente pasquale, un racconto pasquale. Non dobbiamo mai dimenticare che quel Gesù bambino che stiamo contemplando con tanto amore e con tanta tenerezza è quel Gesù di Nazareth in alto là sulla croce, che ha dato la sua vita per ciascuno di noi, morto e risorto. E noi celebriamo sempre la nostra fede in Cristo nato, morto e risorto per ciascuno di noi. Ogni volta che celebriamo l'Eucaristia, celebriamo Cristo nato, morto e risorto per la nostra salvezza. Ma come faccio io a credere veramente, o meglio, come posso concretamente verificare nella mia vita se credo veramente che Cristo è risorto e dunque presente e vivo nella mia vita e per la potenza dello Spirito capace di operare ancora nella mia esistenza. Io posso anche partecipare a messa, posso anche dire le mie preghiere, ma paradossalmente potrebbe essere anche che la mia vita non sia vissuta nella fede del Signore risorto e vivente nella mia vita. Noi abbiamo visto la tomba vuota? No. Come ci racconta l'autore della prima lettura di oggi, San Giovanni Apostolo, abbiamo visto con i nostri occhi il Signore Gesù? L'abbiamo udito con i nostri orecchi? Lo abbiamo contemplato a tu per tu? No. Maria di Magdala, quando trova la tomba vuota, dice:
non è risorto il Signore, ma dice hanno portato via il Signore e non sappiamo dove l'hanno posto. Va a chiamare Pietro e Giovanni, entrambi corrono per verificare quello che è successo. Giovanni corre più veloce, ma aspetta che arrivi anche Pietro. Pietro entra, si china, vede i teli posati là, ma non c'è scritto che crede nella risurrezione. Rimane anche lui stupito che il sepolcro sia vuoto. Entra anche Giovanni, osserva i teli posati là e il sudario che era stato sul suo capo, non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. Ecco, Giovanni avrà pensato, ma se avessero portato via il Signore, certamente questi teli che avevano avvolto il Signore Gesù non sarebbero stati riposti in maniera ordinata. Che cosa è successo? E vide e credette. Vide la tomba vuota e credette. Ma non è la tomba vuota la prova della sua fede. Vedendo la tomba vuota, a Giovanni vengono in mente quanto il Signore Gesù aveva preannunciato attraverso la sua parola e finalmente crede alla verità di quella parola che il Signore Gesù gli aveva preannunciato, quando diceva che sarebbe morto e sarebbe poi risorto dopo 3 giorni. È l'accoglienza della parola di Dio la vera prova della nostra fede nel Signore nato, morto e risorto. È quella parola che ci ha consegnato San Giovanni Evangelista, che ci hanno consegnato gli altri evangelisti e che arriva a noi attraverso la Chiesa e continua ad essere annunciato a ciascuno di noi. È solamente accogliendo questa parola, credendo alla verità di questa parola, che noi possiamo veramente testimoniare la nostra fede nel Signore nato, morto e risorto. Perché se ascolto questa parola e mi metto alla sequela di questa parola e lascio che questa parola formi la mia vita, significa che io mi sto rapportando con un Dio che sento vivo nella mia vita e sento che la sua parola può essere efficace nella mia vita. Se la sua parola non mi importa nella vita, non l'ascolto, non mi interessa, non mi confronto, è come se quel Dio di cui tanto sento parlare e che tanto prego, magari per me anche non ci fosse o fosse morto. Non mi interessano le sue parole, non le ascolto, non mi interessa chi mi sta parlando, Dio. È come se non esistesse per me. La prova della risurrezione è la mia fede nell'ascolto della parola che la Chiesa mi dona ogni giorno che celebro l'Eucaristia. E quella parola mi consegna il Signore Gesù, nato, morto e risorto per la mia salvezza. E tutto questo il Signore ci dona affinché la nostra gioia sia piena. Sull'esempio di San Giovanni Evangelista accogliamo anche noi il verbo della vita nella nostra vita e facciamo che questa parola diventi ancora una volta carne nella storia e nell'esistenza di ciascuno di noi.
Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te perché diventino per noi bevanda di salvezza. Lavami, Signore. Fratelli e sorelle, pregate perché questo mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Signore, santifica i doni che ti offriamo e fa che attingiamo la conoscenza viva del mistero, del Verbo eterno da questo santo convito, che fu per il tuo popolo, che fu per il tuo apostolo Giovanni, fonte di rivelazione, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Rendiamo grazie. Rendiamo in alto i nostri cuori, rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. In Lui oggi risplende in piena luce il sublime scambio che ci ha redenti. La nostra debolezza è assunta dal Verbo, la natura mortale è innalzata a dignità perenne e noi, uniti a te in comunione mirabile, condividiamo la tua vita immortale. Per questo mistero di salvezza, uniti ai cori degli angeli, proclamiamo esultanti la tua lode. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete, mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.
Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Umilmente ti preghiamo per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno santissimo in cui la Vergine Maria diede al mondo il Salvatore. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Claudio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, Suor Rosa e Suor Riccarda, e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Giovanni e tutti i santi, che ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito e ci ha resi Suoi figli. Con la libertà e la fiducia dei figli, con Gesù preghiamo e diciamo: Padre nostro, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, donale unità, pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo e dona la pace. Beati noi anche oggi invitati alla cena dell'agnello. Comunione spirituale. Gesù mio, credo che tu sei presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e desidero essere in comunione con te. Non potendo ora riceverti sacramentalmente, ti prego, vieni spiritualmente nel mio cuore. Santifica la mia anima, custodisci il mio corpo e fa che, nutrito di te spiritualmente, possa compiere con amore la tua volontà e che niente possa mai separarmi dal tuo amore. Amen.
Preghiamo. Dio Onnipotente, per questo mistero che abbiamo celebrato, fa che il tuo Verbo fatto carne, annunciato dal Santo Apostolo Giovanni, dimori sempre in noi, per Cristo nostro Signore. Preghiera per intercessione di San Leopoldo. Dio nostro Padre, in Cristo tuo Figlio, morto e risorto, hai redento ogni nostro dolore e hai voluto San Leopoldo paterna presenza di consolazione. Infondi nelle nostre anime la certezza della tua presenza e del tuo aiuto. Amen. Il Signore sia con voi. Per intercessione di San Giovanni Apostolo, scenda su di voi la benedizione di Dio Onnipotente, che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Glorificate sempre il Signore con la vostra vita. Andate in pace. Madre, io vorrei tanto parlare con te di quel figlio che amavi. Io vorrei tanto ascoltare da te quello che pensavi. Quando hai udito che tu non saresti più stata tua, e questo figlio che non aspettavi non era per te. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Io vorrei tanto a sapere da te se quando era bambino tu gli hai spiegato che cosa sarebbe successo di lui, e quante volte anche tu di nascosto piangevi, quando sentivi che presto l'avrebbero ucciso.